Si conosce chi è lo sconfitto, ma non si sa chi ha vinto. Il nuovo quorum del 40% a Sciacca potrebbe dar vita a ricorsi per una manciata di voti. Uno dei tre candidati, infatti, l'ex sindaco Ignazio Messina, ha oscillato per tutti gli scrutini tra il 39,9% e il 40%, rimanendo in bilico tra un'elezione al primo turno e un ballottaggio con Fabio Termine, supportato dal PD e Movimento 5 Stelle, fermo al 37%. A uscire sconfitto l'altro candidato, Matteo Mangiacavallo, fermo sicuramente al 23%. Al termine degli scrutini sembrava certo il ballottaggio, poi sembrava certo, stando ai dati forniti dalla Regione, che Ignazio Messina avrebbe di poco superato il 40%, diventando così sindaco. Poi ancora la battaglia dei voti si è spostata all'ufficio elettorale del paese per valutare schede nulle o contestate. Un lavoro non facile che probabilmente darà vita a ricorsi da una o dall'altra parte. In questa fase il candidato Termine aveva affermato: si andrà sicuramente al ballottaggio, contrariamente ai dati forniti dalla Regione. I dati ci dicono con certezza che la città ha scelto di mandare al ballottaggio noi e il candidato Ignazio Messina, ha detto Termine, passando già ai ringraziamenti. Ci prepariamo per la nuova sfida e già nelle prossime ore, diceva, torneremo a incontrare i saccensi in tutti i quartieri per una campagna elettorale che prosegue. Dall'altro lato Ignazio Messina si atteneva ai dati che dovevano essere convalidati dall'ufficio e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Il giallo resta ancora aperto e infatti ne è seguito un nuovo colpo di scena. Dopo la verifica dei verbali provenienti dalle 42 sezioni, la Commissione elettorale ha sancito che la città delle Terme andrà al ballottaggio. Ignazio Messina, infatti, dato per vincitore con un 40,11% di preferenze, si è in realtà fermato al 39,9% dei consensi e andrà al ballottaggio con Fabio Termine. Salvo ricorsi, a questo punto altamente probabili, per la città si aprono adesso altre 2 settimane di campagna elettorale.